streetnewsmagazine.it, siamo con il sindaco di Roccareinola, quest'oggi un evento importante, un quarto memorial ciclistico che ha avuto come base di partenza e di arrivo proprio qui Piazza San Giovanni. Sì, e questo è il quarto anno, la seconda volta che partono da Roccareinola. Come dicevo stamattina, per noi è un onore e un piacere che noi ospitiamo questo evento, perché dall'evento non solo sportivo, culturale, ma è anche un modo per ricordare le vittime di questi nostri fratelli che ecco, hanno perso la vita stando in servizio. E quindi è una cosa bellissima, è una cosa che ci tocca il cuore. Siamo con il signor Sicigno La Regina per questo quarto memorial ciclistico, insomma il racconto di questa giornata. È stata una giornata, diciamo, all'insegna dello sport, del divertimento soprattutto, per ricordare la figura dei nostri purtroppo caduti, Attilio Picoco, Benigno De Gennaro e Vincenzo Ottaviano. Questo è il quarto memorial, è stato organizzato con l'aiuto di tante sigle, tanti appartenenti a associazioni ciclistiche, altri di pallavolo, diverse associazioni sportive in pratica, Sì, che con hanno che hanno contribuito. contribuito alla riuscita dell'evento. Ciao, come ti chiami? Antonio, Antonio, parliamo con Antonio che rappresenta un po' anche gli altri atleti, insomma il racconto di questa giornata. è stata un'esperienza bellissima, bellissima compagnia, bellissima organizzazione e complimenti al comune, diciamo, che ha organizzato questa manifestazione. Eh sì, perché poi oggi compievate un percorso che vi portava alla scoperta anche un po' dei luoghi di Roccareinola e dintorni, vero? Bellissimi luoghi, sì, piena di natura, è veramente bello, bellissimo. Complimenti, complimenti a questo magnifico paese. Siamo con Pietro Bernardo, presidente e consigliere nazionale dell'EPLI Campania. Ente biologo italiano, sì. Siamo qua oggi, quarto memorial ciclistico, ha avuto come base di partenza Roccareinola, l'arrivo che sarà anche qui, vediamo tutto pronto per l'arrivo anche dei ciclisti, insomma una manifestazione che vuole ricordare anche delle vittime che hanno perso tragicamente la vita sul posto di lavoro, ma vuole fare anche prevenzione e sicurezza, insomma diffondere comunque l'informazione alle persone che partecipano a questo evento. Sì, queste sono manifestazioni che uno non vorrebbe mai fare perché sono dei memorial, uno preferirebbe fare delle feste, delle sagre, ma purtroppo vanno fatte anche questo in ricordo di persone che si sono prodigate tanto per uno scopo, quello di salvaguardare le nostre vite. Siamo con Orlando, uno degli istruttori della SD Roccareinola, vediamo un bel pallone di basket, sì, quindi si parla di basket perché anche se oggi però siamo qui presenti ad un evento che è il quarto memorial ciclistico, quindi che cosa ci fa un'associazione di basket in questo evento? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Siamo stati invitati, ecco, anche dagli assessori, dal sindaco, proprio per dimostrare la nostra vicinanza anche in eventi come questi, perché sono eventi come i giochi, eccetera, che servono anche per dimostrare la coesione della popolazione, dei ragazzi, in questi eventi che sono molto importanti proprio per ricordare tutte le persone, ecco, che lo meritano, che sì, non ci sono più. Che non ci sono più, ma anche per fare sicurezza, ma poi anche per fare sport. Esatto, perché esatto. I più piccoli poi date la possibilità a tutti i ragazzi che vogliono anche di avvicinarsi al mondo dello sport. Come no, assolutamente, è una cosa proprio super importantissima, io lo dico sempre perché veniamo anche, i bambini si trascinano ancora la vita che hanno dovuto, sono stati obbligati a dover fare durante il Covid e si è notata la differenza pre e post Covid ed è sempre molto importante fare sport, specialmente nella loro età, nell'età adolescenziale e preadolescenziale, è veramente fondamentale, veramente fondamentale. Un ringraziamento a te Orlando e buon proseguimento. Grazie mille e buona giornata a tutti. Siamo con la signora Patrizia, moglie, ce lo dice lei. Moglie del brigadiere Attilio Picoco. Eh sì, perché oggi siamo qui in occasione del quarto memorial Sì. ciclistico per ricordare appunto le vittime che hanno perso proprio
sul posto di I lavoro. nostri eroi. I nostri eroi, Sì. è vero. E quindi proprio per questo ecco, lei qui oggi è a presenziare in un evento che parla di sport, Sì. ma che vuole anche aprire gli occhi Certo. sulla sicurezza. Sì. E, insomma, le volevamo un po' un racconto, un po' le sue impressioni su questa giornata. Allora, buongiorno. Niente, io sono 4 anni che facciamo questi memorial per Attilio, Vincenzo e Benigno e dobbiamo ringraziare gli organizzatori che vogliono sempre ricordare i nostri eroi che hanno perso la vita tragicamente. Niente, bellissima manifestazione, gente... Oggi abbiamo visto tanti ciclisti Sì, poi sì. pronti qua a Roccarainola Sempre. per percorrere poi quello che è un percorso che si fa anche attraverso le strade Certo. della città, quindi come dire, dà la possibilità anche di conoscere nuovi posti, vero? Sì, perché noi l'anno scorso l'abbiamo fatto a Lauro, il mio paese, anche, cioè, si è svolta questa stessa manifestazione come oggi, loro con le biciclette visitano tutti I i luoghi, monumenti sì, anche, luoghi, sì. monumenti che ci sono nelle nostre zone. È un momento per vederci, per stare insieme, per vivere questa giornata E allo dedicata. stesso tempo vediamo qua anche tanti stand anche per fare informazioni. Sì, certo. Ringraziamo la signora Patrizia. Grazie a voi. Buon proseguimento. Grazie.